viene e mi tira fuori il CD di guarda e io rimango assolutamente, cosa mi avrà portato questa volta. Con il Marco c'è un suo ormai compagno, collaboratore è come fosse praticamente uno di famiglia, perché assolutamente. Presentalo al popolo. Maurizio Bellocco, che ha lavorato per molti anni, ha fatto tanti dischi con mio papà, era il suo batterista, è andato in tournée con lui, siamo diventati amici, forse è stato uno dei primi amici che ho avuto dalla tenera età, e siamo come fratelli, veramente, continuiamo a collaborare insieme, facciamo musica insieme, scriviamo musica insieme e insomma siamo una bella famiglia. E soprattutto vi divertite, assolutamente, ci vuole sempre l'entusiasmo per fare questo mestiere. Una delle cose ultime di abbastanza entusiasmo è, ad esempio, aspetta che cerco la webcam, eccola lì, guardate cosa faccio vedere, cosa vi ricorda questa copertina? Le vecchie copertine, anni 70, 80, del papà, e poi anche di altra gente che emulavano, dove si metteva la bella ragazza in copertina per attirare l'attenzione. Ai tempi c'erano poi 33 giri, che erano anche le copertine. Ci faceva una bella idea della prospettiva, diciamo. E questo è stato un CD che ci ha dato molta soddisfazione perché l'abbiamo concepito soprattutto per le sale da ballo, perché la gente aveva voglia di tornare a ballare certi motivi super famosi, e quindi era particolarmente dedicato ai musicisti. E praticamente cosa ha preso il Marco Papetti? I vecchi successi del papà suonati da lui, e io e Maurizio li abbiamo riarrangiati, li abbiamo rifatto sincronizzati, un lavoro interminabile. Gli abbiamo rifatto una cornice nuova, li abbiamo resi attuali. Ed è venuta una cosa bellissima che dopo magari vi proponiamo, signori, ma questa bella roba già la trovate facilmente nei vari store digitali, su internet e tutto quanto. Edizioni Bagutti. Quello che vi proponiamo adesso è invece la sorpresa che mi ha portato Marco Papetti. Siccome siamo praticamente a Natale, signori, è Natale, che ne dica il regista? Assolutamente, grazie. Buon Natale. Praticamente questo oggetto del disco di Natale, del CD di Natale, è una cosa che mio padre avrebbe sempre voluto fare, ma poi per una ragione o per l'altra non c'è mai stato tempo. E poi forse al tempo le case discografiche italiane non erano tanto ben disposte verso i temi natalizi. Poi quando ci si è resi conto invece che negli Stati Uniti praticamente ogni grande artista fa il disco di Natale, se tu guardi, per dire, anche la Mariah Carey, forse il suo CD che ha venduto di più nel mondo è quello che ha fatto i temi natalizi. La grande Whitney Houston ha fatto un CD di Natale meraviglioso, Frank Sinatra, Tony Bennett, tutti i grandi hanno fatto un CD di Natale. Allora io praticamente ho voluto riprendere questo filone. Tra l'altro ci sono dei pezzi di Natale che sono veramente stupendi, splendidi. Io ho voluto riprenderli, e sempre con Maurizio gli abbiamo dato una veste, diciamo, abbastanza moderna, abbastanza originale, e ti ho portato il CD per farti sentire un po' questo. E allora iniziamo già a dire Buon Natale con Marco Papetti!
Buon Natale, buon Natale, Poi buon Natale, ci sta. Bisogna cominciare a entrare Voi scherzate, ma noi qui a Radio Padania cominciamo dai prossimi giorni con il menù natalizio. Quindi noi siamo quei bacchettoni che non glielo togli di testa il Natale, ma neanche. Adesso vedrai che tra qualche giorno salterà fuori il solito asilo, la solita scuola elementare che non fa il presepio, perché gnegnero, se c'è qualcuno di altre religioni, eccetera. Bene, noi su Radio Padania il presepio lo facciamo, noi abbiamo le nostre tradizioni e le vogliamo trasmettere al prossimo. Poi uno è deciso è padrone di se stesso, decide se festeggiarlo o se non festeggiarlo. Noi lo festeggiamo e vogliamo creare questa atmosfera con i pezzi natalizi. In questo caso il Marco Papetti ha fatto questo nuovo CD che, attenzione, udite signori, sarà in distribuzione nei prossimi giorni qui in via Bellerio, negli studi di Radio Padania Libera, ma anche e soprattutto alla bancarella natalizia, quella che mi sta facendo un cenno osceno il regista Colombo, mi sa che la fidanzata gli ha dato buca, sta facendo dei cenni indimenticabili. No, adesso ce lo scrive. Nella bancarella natalizia del grande Bruno Baldi, che si tiene in centro Milano dal 6 al 23 di dicembre. Cosa succede dal 6 al 23 di dicembre? C'è una bancarella lunga, proprio in centro Milano, in via Dante. Il Bruno Baldi dalla mattina alla sera, non se ne va mai, allestisce questa bancarella con i gadget più gustosi per il vostro prossimo Natale, dai CD alle svegliette di Radio Padania, ma anche a tutti gli altri gadget della nostra radio, del nostro movimento, così che con pochi euro vi portate a casa un regalino carinissimo da fare al vostro lui, alla vostra lei, al vostro papà, alla vostra mamma. E questa cosa è una novità bellissima, il Marco Papetti ci lascerà un po' di copie di questo CD che adesso ve lo faccio vedere. Aspetta che mi riattiva la webcam. Eccolo qua che appare, Abradir, eccolo qua il CD del Marco Papetti, e vediamo, magari ci riusciamo a mettere anche un bello stemmino di Radio Padania, vediamo cosa riusciamo a fare. Però l'importante, signori, è che vi portiate a casa un po' di musica chilometro zero, introvabile nei negozi, perché il Marco è uno di quelli che fa queste cose con una passione gigantesca, un amore per la musica pazzesca, non per il portafoglio ma per il bello di trasmettere queste emozioni. Per cui gli ho detto: Marco, non puoi, mi fai una roba del genere con 12 tracce, una più bella dell'altra, sono tutti classici natalizi rielaborati alla maniera del papà Fausto, ma qui c'è qualcosa di più, perché c'è anche il Marco che ci ha messo di suo con i suoi collaboratori. Non potevi lasciarmene qua 2 copie, per cui avremo le copie per il banchetto in centro Milano dal 6 al 23 di dicembre in via Dante, e addirittura magari ce la facciamo anche per il pranzo che stiamo organizzando con Radio Padania il 30 di novembre in provincia di Brescia. Anche lì ci sarà un banchetto con tutti i gadget di Radio Padania, e se riusciamo vi facciamo avere volentierissimo. Marco, grazie prima di tutto, perché è un regalo che fai prima di tutto a me, e io ne sono veramente orgoglioso di questa cosa. Più che volentieri, ci mancherebbe. È una cosa bellissima. Cosa lanciamo nell'etere? Allora, io adesso volevo farti sentire un pezzo che abbiamo scritto io e Maurizio, un tema molto natalizio che si chiama Memories of Christmas. La traccia 7 mettiamo adesso, la traccia 7 lo diciamo al tecnico. La particolarità di questo brano è che sentirete al clarinetto, ho sbagliato, non è la 7, è la 6. La 6, sì. La traccia 6. Al clarinetto, il clarinetto lo suono io, al sax ho usato delle improvvisazioni di mio padre, quindi siamo riusciti a creare un gioco fra me sincronismo e mio padre, quindi è un duetto virtuale. Allora, Fausto Papetti con Marco Papetti in questo pezzo decisamente da ascoltare, Memories of Christmas.
Beh, io lo so voi cosa ne pensate del prossimo Natale, noi cominciamo già a pensarci adesso e siccome siamo molto tradizionalisti vi consigliamo l'acquisto di questo CD di Marco Papetti, il figlio di Fausto Papetti che non ha mai smesso di fare musica, nel senso che ha cominciato obbligato praticamente ascoltando i pezzi del papà e poi adesso che il papà non c'è più, il papà va avanti a suonare ancora con lui perché in molte canzoni si riprende lo strumento musicale, si fanno dei tagli, cuci, sincronismi vari e voilà, Fausto Papetti ricompare, proprio come in questa canzone Memories of Christmas, incluso nell'ultimo CD di Marco Papetti che troverete nei prossimi giorni qui negli studi di Radio Padania in via Bellerio, ma anche in distribuzione in centro Milano, in via Dante, angolo via Rovello, dal 6 al 23 di dicembre nel grande banchetto di Radio Padania Libera. Quando Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Si torna in diretta Sammy Varin, RPL, Radio Padania Libera, la musica introvabile ma anche le mode, le tendenze, tutto ciò che si muove dal territorio che non sempre venite a conoscere. Mi ha raggiunto la collega giornalista Emanuela Propea, alla quale cedo volentieri il microfono. Ciao! Grazie Sammy, ciao a tutti, buona giornata. Allora, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, Sammy, tu ti ricordi? Ecco, adesso mi fa tornare indietro nel tempo. Già con Fausto Papetti ci siamo sentiti un po' più giovane, ma comunque senti, adesso... ma tu non dimmi che non vestivi l'uomo l'ebole. L'ebole, ma quante volte ho visto la pubblicità in giro, certo. Ecco, ma lo sai che adesso sua figlia e sua nipote fanno un bellissimo marchio di fashion bijou? Ma va? Quindi sì? mi cogli ignorante, assolutamente. Allora, guarda, adesso è una cosa nuova.
Allora, una nuova linea di fashion bijou che si chiama Lebole Gioielli. Tra l'altro sia la figlia che la nipote del signor Mario Lebole, che poi tutti immagino vi ricordate, hanno una grandissima passione per l'arte, per l'antiquariato, per cui la loro è una storia ricca di esperienza e di tantissime cose. E c'è questa nuova linea che è molto molto bella, che si chiama Samarcanda, ma non vi voglio dire niente perché abbiamo in linea la signora Barbara. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Buongiorno Barbara. Io stavo raccontando qualcosa, però vorrei che fosse lei a darci una mano a capire meglio sia come è nato questo marchio di bijou e sia qual è stata la passione che l'ha spinta, insomma, a creare questo. Tra l'altro io li ho visti, sono veramente molto belli, quindi posso consigliarli perché sono veramente bellissimi. Le lascio la parola. Il nostro marchio di bijou, questa nuova avventura, è nata 1 anno e mezzo fa. Il primo nostro orecchino nato è l'orecchino kimono, che viene realizzato con i tessuti dei kimoni antichi giapponesi, cioè noi compriamo i tessuti antichi e realizziamo con dei piccoli pezzettini questi orecchini che sono completamente made in Italy, fatti a mano, sia appunto l'idea che il procedimento. Dopo l'idea del kimono e per cui dei tessuti usati, che sono quelli giapponesi, ci siamo spostati anche nelle altre varie culture, negli altri continenti, sempre attraverso il tessuto. Infatti, come ci diceva la signora Emanuela, quest'anno la collezione nuova è appunto il Samarcanda. Senta, io ho una curiosità. I tessuti del Samarcanda provengono dai cappotti uzbeki. Ecco, quello volevo chiederle. Che venivano usati soprattutto dagli uomini e erano nella parte esterna usavano un tessuto ICAT, cioè un tessuto fiammato, che è un procedimento molto particolare di realizzazione fatto a mano e che esce con delle striature, mentre l'interno di questi cappotti erano fatti con i cotoni russi a fiori, proprio perché avevano un'usura più pesante rispetto all'esterno e per cui venivano fatti di cotone. E noi abbiamo realizzato appunto questo orecchino usando per la figurina che realizziamo il pantalone con l'interno e il cappottino con l'esterno, per cui ne esce un orecchino ora a 2 strati, che dà logicamente un'idea anche della composizione reale di quello che era il cappottino che usavano nell'Uzbekistan. Senta signora Barbara, allora io e anche ovviamente penso i nostri ascoltatori abbiamo una curiosità. Allora, innanzitutto mi diceva che sono made in Italy, quindi cosa molto importante. Sono fatti in legno d'acero, vero? E la stoffa è quella esatta uguale dei vestiti che si usavano? Esatto, allora la stoffa è antica proprio, noi la prendiamo. Quindi la utilizzate proprio la stoffa vera, insomma, quella esatto, antica. Cioè facciamo i cappotti antichi e ci facciamo stessi, appunto li stendiamo su questa base di legno e realizziamo gli orecchini. Quello che ci tenevo a dire, che lei giustamente mi ha dato il là, è che sono made in Italy, ma sono made in Italy completi, dall'idea alla realizzazione finale. Infatti, anche perché noi teniamo molto a tutti i prodotti made in Italy, che oggi non è facile trovare. Infatti, per quello appunto che mi sono soffermata e le ho detto appunto spieghi lei, perché il made in Italy secondo me è importantissimo. Senta, c'è un'altra caratteristica della sua collezione o della vostra collezione. Gli orecchini sono sempre uno diverso dall'altro. Ecco, come mai vi è venuta questa idea, insomma, di fare uno diverso dall'altro? Gli orecchini nostri sono tutti asimmetrici. Gli devo dire, ci sono logicamente diverse origini. La prima è perché il nostro orecchino è molto grande, per cui necessitava di avere un orecchino più piccolo e uno più grande, in modo che equilibrasse il viso quando uno li metteva. Certo. E poi l'altra è perché la simmetricità, come lei può vedere in un quadro antico, forma poi una simmetricità completa nell'opera, per cui quando lei gli orecchini li indossa, nonostante siano asimmetrici, creano poi una simmetricità,
nella figura totale della persona. Quindi diciamo che al di là del vostro lavoro, insomma, per la costruzione di questi orecchini c'è una grande arte, perché direi che a questo punto sono pezzi d'arte più che orecchini, insomma, normali, insomma, li stiamo un po' sminuendo, ecco, dicendo orecchini, secondo me sono proprio dei pezzi d'arte. Ecco, voi avete un aiuto che è un artista, vero, toscano, che è Paolo Perugini, che vi aiuta. Lui cosa fa? Disegna o realizza questi pezzi? Allora, lui insieme a noi cerca di mettere nella realtà le idee che noi cerchiamo appunto di, come lei dice, portare dal nostro lavoro, che era quello dell'antiquariato, per cui della conoscenza del tessuto, della storia, della provenienza, di riuscire a combinare una figurina che poi possa rappresentare anche la stoffa, e per cui tutta la collezione abbia una linea che possa chiudersi senza lasciare niente al caso, per cui Paolo Perugini in questo caso ha una conoscenza delle tecniche straordinaria, e insieme cerchiamo di creare la collezione che poi esce nei negozi. Certo. Allora Barbara, lei è stata veramente molto cortese a stare qui con noi questa mattina. Io ho bisogno però che lei ci dia tutti i possibili contatti, possibilità dove possiamo, dato che si avvicina anche il Natale, direi che ci sono anche delle novità natalizie, mi sembra ci siano anche degli anelli, qualcosa di nuovo, giusto, nella collezione. Beh, ecco, sì, noi abbiamo questa nuova collezione di anelli. È appunto Lady Murasaki, che è fatta con un piccolo diario vero, proprio composto che si da può utilizzare, pagine, nella quale si può, volendo, scrivere anche qualcosa. Sì, quindi direi che è una cosa veramente molto molto bella per il Natale. Senta, avete un negozio dove possiamo trovarvi eventualmente? Allora, noi abbiamo tanti negozi, perché devo dire allora parliamo magari di quelli, mi scusi se entro, parliamo di quelli importanti. Allora diamo l'indirizzo del negozio di Milano, e mi pare che ne avete anche uno ad Arezzo. Allora, noi abbiamo i due negozi nostri monomarca, che sono a Milano in via Manzoni 12. Ok. E poi ad Arezzo in via Margaritone 27, che non peraltro è la prima sede della Lebole Uomo, quello che lei ha nominato all'inizio. Benissimo. L'ultima cosa, signora Barbara, un contatto email. info@lebolegioielli.it. Benissimo, la ringrazio veramente tantissimo. I suoi pezzi d'arte li consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare o l'email presso i vostri negozi, secondo me rimarranno molto stupiti perché sono veramente molto molto belli. Complimenti e continui anche col Made in Italy, va bene? Grazie, vi ringrazio. Grazie, una buona giornata signora Barbara, arrivederci. Buongiorno. Lentamente partire.
Si chiama Giulia Casagrande, giovanissima, è stata canzone del risveglio ma anche disco della settimana qui su Radio Padania con False Verità. Questa è la musica sottomarina, quella che non si riesce ad ascoltare sulle altre emittenti che trasmettono solo e soltanto la solita musica. Noi abbiamo una marcia in più perché siamo a contatto con il territorio e anche con chi organizza selezioni sul territorio, come ad esempio il premio Canoro Eleonora Lavore. Abbiamo in linea la Luisa Piscitelli. Ciao Luisa! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. È minimo che ti telefonavo, scusami, perché tu sei la responsabile per il Nord Italia delle selezioni di questo premio Canoro tra i 14 e i 35 anni di età dovete avere, cari ascoltatori musicisti, e potete partecipare gratuitamente a queste selezioni. Luisa, di cosa si tratta? Raccontaci. Guarda, il premio Eleonora Lavore è dedicato a Eleonora, che era una ragazza giovane che è scomparsa in mare in Sicilia qualche anno fa. E quindi è un premio che vuole premiare il talento, vuole dare ai giovani la possibilità di avere visibilità, di avere una promozione e una chance per tuffarsi in questa realtà, in questo mondo della musica. Minimo, ci vogliono le chance, ma soprattutto provare, riprovare, non fermarsi mai, anche quando non vieni selezionato e le cose non vanno bene, eccetera, eccetera. Senti, come si fa per iscriversi? Dicevamo che l'iscrizione è assolutamente gratuita, il bello è iniziare a esibirsi, a farsi vedere, magari a farsi selezionare. Dacci Luisa i contatti, quale sito internet, come contattarti? Certo, allora l'iscrizione alle selezioni è gratuita, assolutamente, i ragazzi possono visitare, quindi iscriversi sulla scheda che c'è appunto sul sito premioeleonoralavore.it. C'è anche una pagina Facebook per il Nord Italia che si chiama Premio Eleonora Lavore Lombardia, quindi possono iscriversi online, oppure per i ragazzi che non vogliono iscriversi online perché online è richiesto anche un video, quindi caricare un video, stiamo organizzando, e questo lo faremo entro il 20 di gennaio, faremo delle selezioni per ciascuna città del Nord Italia, bella fatica, per dare appunto ai ragazzi la possibilità di essere ascoltati dal vivo da una giuria ovviamente di esperti. Quest'anno grandi novità, Sammy, veramente grandi novità per dare ai giovani più promozione possibile. Abbiamo stretto proprio in questi giorni, un nuovo accordo con MTV, abbiamo ancora la collaborazione con gli spot ovviamente che andranno sulle reti Mediaset, la vincitrice ancora l'intera retropagina della retrocopertina della TV sulle 6 canzoni, insomma una bella occasione per i giovani. Però figata davvero, ragazzi, niente male, quindi il giovanissimo ha l'occasione di farsi vedere, di farsi ascoltare e cosa c'è di meglio, signori? Se avete davvero talento è una marcia innestata di assoluta importanza. Luisa, grazie davvero di questa segnalazione, inutile dirti che io mi prenoto, se avete uno spaziettino, non dico piccolo perché non ci sto sulla sedia, ma abbastanza largo nelle selezioni milanesi, vengo volentieri a dare un'occhiata, ok? Assolutamente, l'ultima cosa che volevo dirti, se posso, da quest'anno una grande novità, i ragazzi saranno selezionati attraverso l'ascolto di 2 brani, tra cui una cover e un inedito, quindi possibilità aperta anche agli autori, quindi ai cantautori. Una bella novità di quest'anno, dell'edizione 2015 del premio Eleonora Lavore. Mi piace questa cosa decisamente. Signori, sbirciate su internet premio Canoro Eleonora Lavore, non potete non trovarlo. Luisa, ci risentiamo nelle prossime settimane, ci stai? Ci sto. Ciao, alla prossima. Ciao Sammy. Ciao, a risentirci e torniamo in diretta con il Marco Papetti
e il suo nuovo CD natalizio, signori. Se vi manca un sottofondo musicale strumentale, quindi sono quelle cose che non danno fastidio, l'albero di Natale che si accende e si spegne, il presepio che si muove, perché adesso se c'hai un presepio che non si muove sei troppo scarso, qualunque presepio, tra la piscinetta che viene fuori l'acqua, il mulino che gira. Ragazzi, bisogna assolutamente comprare qualche cosa che si muove nel vostro presepio, ma la musica che sia quella giusta. Io propongo l'ultimo CD di Marco Papetti. Quale traccia lanciamo nell'etere? Io lancerei adesso Last Christmas. Last Christmas, ci sta il tecnico Colombo? Sì, ci sta. La rievocazione di un'emozione lontana, ma neanche poi tanto, perché comunque il pezzo degli UM non risale proprio agli albori, ma siamo negli anni '80, se non però erro. È entrato di fatto a far parte proprio dei classici natalizi. Cavolo. Insieme a altri brani è entrato proprio nel novero. E i pezzi li trovate tutti su questo CD natalizio di Marco Papetti, che sarà in distribuzione nei prossimi giorni qui a Radio Padania, alle feste di Radio Padania, al banchetto natalizio che il Bruno Baldi allestirà anche quest'anno in centro Milano, in via Dante. Marco Papetti!
Buon Natale, buon Natale, buone feste, tanti auguri. C'è venuto a fare gli auguri mentre fuori nevica il figlio di Fausto Papetti, Marco Papetti. No, io me la tiro perché sono il primo che quest'anno lancia le musiche natalizie su Radio Padania. E attenzione, noi partiamo adesso e andiamo avanti fino dopo la Befana. Non ce le toglie nessuno le canzoncine natalizie, quelle belle tradizionali. Nel caso di questo CD del Marco Papetti, tutta roba buona, strumentale, non impegna, imperdibile. La sentite con l'alberello di Natale luccicante, con il presepino, anche l'albero che si muove solo, manca solo quello, guarda, il mio gatto diventa matto poi, veramente, creando un po' di atmosfera a casa vostra, ma soprattutto, ripeto, un CD simpatico, carino, divertente, che potete sentire anche in automobile la mattina quando siete un po' tristi perché dovete andare a lavorare e vi inizia a portare verso l'atmosfera di Natale. Prima di salutarvi c'è una chiamata, pronto? Sono Vittoria di Legnano. Voilà. Ciao Sammy. Hey. Io ho 78 giri di Fausto. Porco, 78 giri è grave, 78 giri. Bene, complimenti. Buona musica, senz'altro prenderò il CD. Dai. Grazie, Natale, senz'altro. Grazie mille. Complimenti, e io adoro la musica di Fausto Papetti. Grazie mille. Anche quella del figlio. Grazie signora, gentilissima. Grazie. Auguri, buon Natale. Grazie, buon Natale. Sì, mantenere la tradizione sicuramente, migliorando, mettendo anche il proprio imprinting, quello che fa Marco Papetti con la sua musica, con questo CD di pezzi natalizi che, ripetiamo ancora una volta, lo si trova in distribuzione qui nella sede di Radio Padania in via Bellerio a Milano. Lo troverete al grande pranzo che abbiamo organizzato, a proposito, grazie, è tutto esaurito, 250 posti in provincia di Brescia, a Serle, il 30 di novembre saremo tutti quanti lì, e chiaramente ci potete venire a trovare anche, e se non venite a pranzare passate a salutarci, ci saranno i big di Radio Padania, della Lega, e troverete i gadget di Radio Padania, ma anche al mercatone di Natale dal 6 al 23 di dicembre in centro Milano. È ufficiale la data, in via Dante, lì troverete il militante Bruno Baldi dalla mattina alla sera che vende tutti i gadget di Radio Padania e della Lega. Marco, carissimi, che dirvi? Siete stati forti anche oggi. Come sempre. Grazie a te, li devo trascinare davanti ai microfoni, perché loro, te l'ho detto, sono umili, ma no, sito internet, ma lo faremo, ma prima Facebook, ma che cos'è il Facebook? Ma no, ma questo è bello, no? Di fare musica per divertissement, per entusiasmo, per emozione. Però il Marco Papetti ci dà i suoi CD, e questo è un regalo bellissimo, lo prendo proprio come regalo personale. Più che volentieri. Regalo di Natale. È vero. Tanti auguri! Ciao ragazzi, grazie. Grazie. Ciao.